Bene, eccoci qua. Per chi si fosse chiesto se facevo ancora sci alpinismo, ecco qua la risposta. Finalmente è arrivata un po' di neve seria e quindi si fa un video a tema sci alpinismo. No, in realtà diciamo che in questo periodo mi è passata un po' la voglia di montare video, per cui ho registrato di meno, molto meno del solito, e quindi uscite ne ho fatte. Questa è la quinta uscita di stagione. Purtroppo con la stagione un po' così ho iniziato tardi, praticamente la prima uscita l'ho fatta a metà gennaio, che tra l'altro è stato uno schifo. Dopo invece le altre sono state molto belle e oggi questa si preannuncia interessante. Oggi siamo saliti in macchina fino a Castel Valdayer, circa 400 metri, e come puoi vedere sarà un buon mezzo metro di neve fresca caduta le scorse 24 ore. Questa volta la perturbazione ha preso in pieno la Carnia, quindi qui in Carnia ha nevicato fino quasi in valle, mentre sulle Giulie c'è stata tanta neve ma solo tanto in alto. Oggi il bollettino è abbastanza critico, soprattutto per le zone verso le Alpi Giulie. C'è un grado 4 oltre i 1800 metri e grado 3 al di sotto. Anche in questa zona viene ricompresa in questa categoria, mentre diciamo zona Dolomiti Friulane e Sappada c'è un grado 2 sotto i 1800 e 3 sopra i 1800. Sì, oggi era difficile decidere dove andare appunto per queste condizioni del bollettino e per la scarsa neve in valle, soprattutto in alcune zone, quindi abbiamo scelto questa gita, il Monte Neddis, che è universalmente riconosciuta come semplice. In ogni caso, quando arriviamo alle antenne, che saremo circa alla fine del bosco sui 1800, lì daremo un'occhiata com'è la situazione e nel caso giriamo i tacchi e torniamo indietro. La neve è abbastanza buona, non è farina, che chiaramente è un po' pesante, ha nevicato sugli 0 gradi, non faceva freddissimo, però ce n'è tanta e le racchette qui sprofondano, che è una meraviglia, quindi comunque ci si diverte. Nel giro di pochi metri la situazione è drasticamente cambiata. Adesso siamo nella nebbia e nevica di brutto, sta nevicando tantissimo. Oggi le previsioni mettevano un po' di neve forse sopra i 1000, ma qui adesso è veramente una roba pazzesca. Speriamo di salire un po' di quota e che almeno un po' l'intensità cali, perché non si vede una cippa di niente. Ovviamente adesso guscio su e si continua. Fortunatamente ci sono 3 ragazzi davanti a noi che hanno già battuto la strada e un grande grazie a loro, perché altrimenti sarebbe stata una faticaccia assurda. E comunque gran figata, guardate che roba. Oh. Bene, siamo arrivati alle antenne. Abbiamo provato a proseguire verso la cima del Monte Neddis, però non si vede assolutamente niente. Qui c'è un lungo tratto praticamente in cresta dove non ci sono punti di riferimento, quindi abbiamo tolto le pelli, adesso torniamo giù ed eventualmente ripelliamo nella parte più bassa dove le nuvole sono un po' più basse e si vede qualcosa. Quindi adesso cambio setup e torniamo giù. Speriamo che sotto sia un po' meglio.
buono, è buono, cazzo, è molto buono. Salto. Ho sbagliato. No, di là, di là, di là. Sono sceso troppo. Bene, primo giro fatto, siamo tornati qui al castello, adesso abbiamo rimesso le pelli e facciamo un secondo giro. La neve non è male, è un po' pesante ma si scia abbastanza bene. L'ultimo tratto c'era già un po' arato e poi forse abbiamo pure sbagliato, siamo andati un po' nel bosco invece che seguire una vecchia pista, dei vecchi impianti che c'erano qua. E quindi adesso secondo giro vediamo di fare meglio. Sicuramente la neve più bella è da sotto la cimetta, quella con l'antenna, fino a dove inizia il bosco. Lì, anche se è un po' pesante, si scia molto bene. Dopo, sì, ripeto, è pesantina ma ci si diverte e pensando che qui giovedì c'erano le margherite va molto bene così. Bene, siamo tornati qui alle antenne, la visibilità è pessima, il primo giro era molto meglio, adesso anche c'è vento e nevica abbastanza forte, neve pallottolare, e la visibilità è quella che è. Adesso torniamo giù, la via di discesa è sempre quella, e torniamo alla macchina e poi torneremo giù. Gatta qua, cazzo. Oh. Bel qua, eh. Cazzo. Mi sono schiantato male.
un po' di pino e via. Bene, alla fine siamo arrivati, bella sciata anche questa, chiaramente la neve è un po' più rovinata, però abbiamo fatto un altro tratto per scendere piuttosto che tagliare nel bosco ed è stato un po' più carino in quanto la neve era un po' più, cioè c'erano passate meno persone e meglio. Vabbè, qui Monte Nedis è una abbastanza classica, facile, sci alpinistica e considerata anche abbastanza sicura. Difatti oggi non abbiamo visto particolari situazioni critiche. L'unica cosa, purtroppo con le nuvole basse non siamo riusciti a sedere proprio sulla cima del Monte Nedis, però insomma 2 ripellate, sono venuti fuori un 700 metri circa di dislivello e quindi un giretto niente male visto le condizioni. Alla fine abbiamo fatto anche 2 prove ARVA, abbiamo sotterrato e abbiamo provato un po' così per ripasso. Purtroppo c'è poca neve qui, saranno poca, c'è comunque un 40 cm, però insomma la sonda non è che va tanto giù, quindi diciamo che è un ripassino ma non proprio una prova incisiva. Comunque fa sempre bene farlo, almeno un paio di volte a stagione. Bene dai, spero che questo nuovo video sullo sci alpinismo ti sia piaciuto. Sotto ti lascio in descrizione la pagina di Strava con il giro, comunque la traccia è molto semplice. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!